Biagio Pidina per la gara valida per la quinta giornata del campionato di promozione Girone B, che vede scontrarsi Arsacchen Academy Costa Smeralda e San Giorgio Perfugas. Ancora al Casara, adesso è la San Giorgio che ha lo spazio per andare alla conclusione, ci prova con il tentativo da parte di De Sole, ma Donati ha una seconda possibilità. Donati apre a destra per Bonivardi, Bonivardi col destro, il gol di Bonivardi. Avevamo appena detto che questa partita non stava decollando, è come se ci avessero sentito dal campo. Ma Safra va subito a battere la rimessa, attenzione perché Donati si è liberato di Bazzoni, Donati entra in area di rigore, Donati, palla all'incrocio e in meno di 2 minuti l'Arsacchen fa 2-0 con il gol di Edoardo Donati. Esulta il Biagio Pidina. Olgiati mette in avanti, Goi la mette molto bene giù, Goi, il tiro di Goi, Saragato va a chiudere in avanti a cercare Donati che prova a far passare il pallone senza riuscirci, però Donati va a riprenderselo, attenzione Donati, la penetrazione centrale, Donati davanti a Saragato, lo salta Donati, 3-0 Arsacchen, ancora Edoardo Donati è andato a riprendersi questo pallone, penetrazione centrale del numero 8. Chiude la difesa del San Giorgio, ma c'è un'opportunità per Goi, si distende Saragato. Attenzione perché Goi ha spazio, Goi cerca la verticalizzazione per Abeltino, poi va a cercare Porco fuori gioco. Altro fuorigioco e arriva il triplice fischio del signor Succu che decreta la fine della gara. Al Biagio Pidina l'Arsacchen batte il San Giorgio Perfugas per 3-0.